Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Lasciami in pace, è un anno che te lo dico, in un audio il rifiuto di Sara alle insistenze di Stefano Argentino, il giovane che era ossessionato da lei e poi l'ha uccisa. Il fidanzato di Sara: le avevo detto di bloccarlo, non ho capito che la situazione fosse così grave. L'inchiesta sui referti all'ASP di Trapani: ci sono almeno 20 nuovi malati in gravi condizioni che hanno scoperto troppo tardi la loro diagnosi. Partinico, arresti domiciliari per i due fratelli accusati di avere pestato a morte il fruttivendolo dopo una lite in strada. I magistrati accolgono la loro versione: sarebbe stata la vittima ad aggredirli. I dazi imposti dal governo americano mettono a rischio l'agroalimentare siciliano. Olio e vino pagheranno il prezzo più alto. Coldiretti invoca soluzioni diplomatiche. Fiammata nella notte sull'Etna, per alcune ore l'attività stromboliana del vulcano ha rischiarato il cielo di Catania. Calcio, Catania all'assalto della capolista Avellino. Domenica al Massimino previsto il sold out. Ancora in primo piano il femminicidio di Sara Campanella. In un audio i rifiuti alle insistenze del suo assassino. Lasciami in pace, è un anno che te lo dico. Lunedì i funerali. Sentiamo Eva Spampinato. Sara aveva registrato i suoi no a Stefano. Lo aveva fatto con l'aiuto delle amiche, mentre i due parlavano e lui continuava ad insistere. Nonostante i continui rifiuti, era oltre un anno che Stefano Argentino continuava a seguire e tartassare Sara Campanella prima di ucciderla a 22 anni. Io non ho tempo da perdere, te lo dico ora, non voglio nulla da te. Dopo un anno spero di essere stata chiara. Sono le parole chiare, precise e ferme di Sara. Le fa ascoltare la trasmissione Mattino 4 e l'effetto è raggelante. Sara pensava che quelle parole bastassero, ma così non è stato. Lo aveva confessato alle amiche, i cui racconti agli inquirenti sono stati fondamentali per l'arresto del 27enne, ma non ai familiari, che non sapevano nulla di quanto stava accadendo. L'ultima volta ti ho detto di lasciarmi in pace. E tu cosa hai capito? Ripete la ragazza, ma Argentino continua a ribadire: se non hai tempo per me, lo dicevi prima. Non me l'hai detta questa cosa e comunque è passata tutta l'estate. Allora ora te lo ridico. Se mi puoi lasciare in pace cortesemente, tu te ne torni a casa tua e io continuo per la mia strada. Perché mi devi seguire? Mi stai seguendo? Afferma perentoria la 22enne. Argentino però insiste. Cosa speri di ottenere? È impossibile parlare con te. Io non voglio ottenere nulla. Sei tu che vuoi avere qualcosa se continui a seguirmi a questi livelli, replica la giovane, confermando che il ragazzo già la seguiva da mesi. Intanto continuano le indagini. Stefano Argentino ha confessato l'omicidio, ma ci sono diversi punti da chiarire. Non è stato per esempio ancora trovato il coltello con cui ha ucciso Sara. Cos'è che ha fatto scattare la furia omicida del ragazzo e poi soprattutto chi lo ha aiutato a fuggire, a scappare sino a Noto. Lunedì ci sarà l'ultimo saluto a Sara. E anche il fidanzato di Sara, Antonino Fricano, ci racconta: non pensavo che la situazione fosse così grave. Marco Gullà. Sono sotto shock. Io le posso dire che io conosco Sara da 8 mesi, no? Sì. 8 mesi. Per come è uscita la cosa, io adesso sono venuto a sapere a conoscenza che questo pazzo era 2 anni che gli andava dietro, no? Sì. E io lo sono venuto a sapere soltanto che lei una volta mi ha detto: guarda che c'è questo ragazzo che mi disturba, ma diciamo non l'ho mai capito che fosse così grave, perché lei è sempre stata tranquilla. È distrutto Antonino Fricano, il giovane di Bagheria che da qualche mese si era fidanzato con Sara Campanella. Non esce da casa da quando la sua fidanzata è stata uccisa da Stefano Argentino. Ha dormito poco nelle ultime ore, viene consolato in casa dalla mamma. Non ha voglia di uscire e di farsi vedere. Sono scioccato perché io a lei ho detto: guarda una cosa, ti ho mandato un messaggio. Vabbè, dico, io ovviamente ho un carattere, ovviamente sono il fidanzato. Mi ha detto bloccalo. Lei l'ha bloccato e siamo stati tranquilli, non ha dato nessun segno lui. Però so che in passato lui, a quanto ho capito, la importunava, la inseguiva. Ieri il giovane aveva affidato ai social tutto il suo dolore e amore nei confronti della ragazza persa. Tenetevi sempre stretto chi vi ama e amatelo alla follia. La vita può cambiare in un batter d'occhio, scriveva. Amate come se fosse l'ultimo giorno e baciatevi come se fosse l'ultimo, ma soprattutto vivetevi.
Sara Campanella riceverà la laurea alla memoria. L'ho promesso alla madre. Noi come università dobbiamo spingere i giovani a comprendere il pericolo e denunciarlo in tempo. Lo ha detto la rettrice dell'Ateneo di Messina, Giovanna Spatari, prima di prendere parte alla fiaccolata organizzata in ricordo della ragazza. Una delle frasi pubblicate sui social da Sara prima di essere uccisa, "Mi amo troppo per stare con chiunque", è stata inoltre riportata sulle pensiline di fronte al rettorato. Sui manifesti anche l'invito a rivolgersi al numero 1522 in caso di necessità. Cambiamo argomento, parliamo dello scandalo dei referti istologici all'ASP di Trapani. Molte diagnosi riguardano pazienti che hanno scoperto, purtroppo in grave ritardo, di avere una malattia in uno stadio avanzato. Laura Spanò. Ci sarebbero almeno una ventina di nuovi casi gravissimi tra i 356 pazienti che hanno ricevuto l'esame istologico, spesso con mesi di ritardo, e non è da biasimare che ormai molti pazienti della provincia di Trapani preferiscono rivolgersi a Palermo, a Catania o Milano. Il caso della professoressa Maria Cristina Gallo dunque non è un caso isolato. Ora il compito più difficile è a chi spetta raccogliere il dolore e la disillusione di queste persone. Se lo stanno chiedendo i medici che in queste settimane stanno prendendo in carico diversi pazienti che hanno ricevuto gli istologici in ritardo, e almeno nell'80% dei casi si tratta di pazienti arrivati con diagnosi tardive. Il timore ora è quello che non ci sia più nulla da fare, perché già in metastasi. Questi medici hanno di fronte persone molto provate. Alcuni pazienti valutano la possibilità di una class action, hanno preso contatto con un avvocato, altri studi legali sponsorizzano i loro servizi sui social offrendo assistenza per ottenere un risarcimento. Bisogna fare i conti anche con la necessità di spiegare ad alcuni di questi pazienti che hanno appena scoperto di avere un tumore della possibile correlazione tra la percentuale di sopravvivenza e la diagnosi precoce, cioè rispondere alla domanda che molti fanno: ma se avessi avuto la diagnosi 12 mesi fa, la situazione sarebbe stata diversa? Difficile per chiunque rispondere. Intanto a Trapani rimane un solo centro che si occupa di radioterapia, a Mazara del Vallo, mentre fino a 10 mesi fa era attivata una convenzione con la clinica Santa Teresa di Bagheria, chiusa il 16 luglio 2024. Sono stati sospesi 2 medici, Giuseppe Migliore, cardiochirurgo all'ospedale Villa Sofia, e Francesco Talarico, chirurgo vascolare, oggi in pensione, coinvolti nell'inchiesta su un giro di tangenti. I PM ne avevano chiesto l'arresto. Dietro il pagamento di mazzette, gli indagati avrebbero condizionato la scelta dei prodotti sanitari da acquistare nelle rispettive aziende ospedaliere. Varie misure invece per 2 imprenditori ed un funzionario amministrativo. L'uomo morto dopo una lite in strada a Partinico per il GIP. La rissa fu iniziata proprio dalla vittima. Marco Gullà. Le immagini della telecamera di videosorveglianza in via Bixio a Partinico avvalorerebbero la tesi dei fratelli Failla, ovvero che ad iniziare la rissa sarebbe stata la famiglia Vaccaro. Una rissa che è poi culminata con la morte di Gioacchino Vaccaro, 45enne, deceduto in serata all'ospedale. Il giudice, pur convalidando gli arresti per Antonino e Leonardo Failla, stabilendo però i domiciliari con braccialetto elettronico, ha escluso per entrambi l'ipotesi di reato dell'omicidio preterintenzionale. Sulla base degli elementi indiziari, il GIP sostiene che si può al momento configurare come capo d'accusa la rissa aggravata. Nell'ordinanza si legge che le immagini sconfessano la tesi della moglie della vittima, ovvero che dopo un primo scambio di battute i Failla sarebbero scesi dall'auto avvicinandosi minacciosamente Vaccaro. Dall'autopsia sul corpo di Vaccaro non è emerso nulla di evidente e si dovranno attendere gli esami istologici sui campioni di tessuto prelevato. I funerali dell'uomo si svolgeranno domani alle 15 a Partinico. Girava senza casco tra le vie del centro di Catania, ma fermato dalla polizia ha travolto un agente ed è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nonostante l'alto intimato dal poliziotto, l'uomo ha assunto un atteggiamento di sfida, facendo prima finta di fermarsi per poi accelerare bruscamente e darsi alla fuga. Il poliziotto ha tentato di bloccarlo, ma è stato travolto dal motociclo, ferendosi ad una mano. Ecco, vediamo il giovane che perde il controllo del mezzo, si schianta contro 2 autovetture di servizio, poi prova a fuggire a piedi, ma ancora una volta viene raggiunto e bloccato dallo stesso poliziotto ferito.
I dazi imposti dal governo americano mettono a rischio l'agroalimentare, anche quello siciliano. Olio e vino pagheranno il prezzo più alto. Il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, a Catania invoca soluzioni diplomatiche. Sentiamo Luca Ciliberti. I dazi al 20% su tutti i prodotti agroalimentari made in Italy porteranno a un rincaro da 1,6 miliardi per i consumatori americani, con un calo delle vendite che danneggerà le imprese italiane, oltre a incrementare il fenomeno dell'Italian sounding. Le prime stime sono di Coldiretti. Svimez, che studia lo sviluppo del Mezzogiorno, ha calcolato che essere penalizzata potrebbe essere una fetta consistente dell'export agroalimentare, in particolare uno dei prodotti simbolo del Made in Italy, il vino. Ovviamente una bottiglia di vino venduta oggi da un'azienda siciliana negli Stati Uniti, prezzo di partenza diciamo intorno ai €10, finisce sulle tavole della ristorazione intorno ai $50. Questo ovviamente oggi ha questo posizionamento, domani avrà un posizionamento che verrà aumentato del 20%, che produrrà ovviamente anche un salto di target sul consumo, quindi è immaginabile ovviamente una contrazione dei consumi. Al calo delle vendite va poi aggiunto il danno in termini di deprezzamento delle produzioni da calcolare filiera per filiera, legato all'eccesso di offerta senza sbocchi in altri mercati. Penso a nuove risorse per l'internazionalizzazione. Non esistono solo gli Stati Uniti, per quanto sia un mercato importante, il secondo per importanza a livello globale, ma noi dobbiamo cercare di conquistare altri mercati. Occorre adesso lavorare a una soluzione diplomatica, secondo il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, che venga portata avanti in sede europea. L'unità di tutti e 27 gli Stati membri e delegare in questo momento storico il commissario al commercio come unico interlocutore nella trattativa con gli Stati Uniti sia il percorso corretto da dover perseguire. Coldiretti, oggi a Catania, con la manifestazione Insieme per l'Ascolto, sta incontrando in tutta Italia gli agricoltori per ascoltare le istanze dei territori. Ed è stato rinviato il vertice sul futuro della ST Microelectronics, a cui avrebbero dovuto partecipare i ministri Urso e Giorgetti, che invece hanno dovuto prendere parte ad un consiglio dei ministri straordinario. C'è rabbia tra i sindacati. Sentiamo Orazio Longo. Chiedono risposte e lo gridano per strada sotto la sede del Ministero delle Imprese del Made in Italy i lavoratori della ST Microelectronics riuniti a Roma per il vertice che doveva svolgersi a Palazzo Piacentini alla presenza dell'azienda e dei ministri Urso, del Mimit e Giorgetti dell'Economia, vertice che però è stato rinviato al 10 aprile a causa di un consiglio dei ministri urgente a cui 2 membri del governo hanno dovuto partecipare. Insomma, i dazi del presidente Trump, questo è il tema della seduta straordinaria del Consiglio dei Ministri, creano già i primi problemi a farne le spese, non solo incidentalmente. Sono stati gli operai metalmeccanici della ST che aspettano di conoscere il piano industriale dell'azienda e il futuro occupazionale degli oltre 13.000 dipendenti in tutta Italia, 5.400 solo a Catania. Rabbia ma fermezza dei sindacati nel chiedere impegni precisi nell'incontro che si è tenuto con la sola azienda alla presenza del sottosegretario Bergamotto in attesa del vertice di giorno 10. Capiremo appunto il piano industriale e soprattutto che questo che lo stesso possa avere su risvolti sia dal punto di vista occupazionale che dal punto di vista di sviluppo industriale. Ovviamente abbiamo chiesto all'azienda che questa rimanga e sia l'unica sede su cui dare delle informazioni. Un'occasione sprecata e un'assenza istituzionale che pesa come un macigno, dice la CGIL. ST è un'azienda strategica per il futuro industriale del paese e non può pensare di ridurre il perimetro occupazionale mentre riceve ingenti risorse pubbliche, dice Carmelo De Caudo. Ci aspettiamo risposte concrete il 10 aprile, gli fa eco la Wilm. Il governo deve dare delle risposte precise su quanti investimenti verranno fatti. Replica al question time dalla Camera il senatore Magni. Risveglio notturno dell'Etna che per alcune ore ha dato vita a spettacolari fontane di lava. Emanuela Corsi. L'Etna si risveglia e dà spettacolo. Il vulcano ha agitato la notte dei residenti dei comuni pedemontani dove si sono sentiti forti boati. L'attività stromboliana del cratere di sud-est è iniziata alle 20 di ieri con fontane di lava ed emissione di cenere che fortunatamente si è dispersa in quota in direzione est-sud-est senza conseguenze sul territorio né sull'operatività dell'aeroporto di Fontanarossa, nonostante l'allerta rossa per il volo emessa nelle prime ore del mattino. Una situazione rientrata in poche ore, come spiegano dall'INGV. Si tratta di una tipica attività stromboliana
della cui durata è sempre di poche ore. Già le reti monitoraggio stanno registrando un rientro dei parametri. C'è stata una debolissima emissione di cenere dai crateri Boccanova e Voragine, che comunque ha emesso poca quantità di cenere in atmosfera. Si tratta di tipici fenomeni dell'attività eruttiva sommitale di questo vulcano che non hanno nessun impatto tranne nell'area sommitale. Se nella notte a dominare era il rosso del fuoco, questa mattina è possibile ammirare la spettacolare immagine del vulcano innevato, mentre sullo sfondo c'è il cielo azzurro di una bella giornata primaverile. Ci fermiamo, c'è una pausa, poi torniamo per parlare di una nuova truffa sul bonus edilizio. A tra poco. Ristrutturazioni, ma solo sulla carta, per incassare il bonus edilizio. 90 gli indagati. Maglio Viola. Frodi seriali sul bonus edilizio. Sono ben 107 fra imprese e persone fisiche coinvolte in una vasta rete organizzata per frodare lo Stato. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza, che ha sequestrato beni per 19 milioni di euro. Secondo le indagini, imprenditori e professionisti palermitani avrebbero messo in piedi il sistema fraudolento con il quale avrebbero eseguito lavori di ristrutturazione soltanto sulla carta per oltre 26 milioni di euro. Il meccanismo utilizzato sarebbe stato ripetuto più volte. Le società coinvolte mettevano fatture per operazioni inesistenti verso clienti privati per lavori in realtà mai eseguiti, ma applicando lo sconto in fattura. In questo modo veniva generato credito d'imposta fittizio utilizzabile in detrazione o più probabilmente cedibile a terzi. Il credito veniva infatti poi ceduto a intermediari finanziari e quindi veniva monetizzato. I soldi ottenuti venivano poi inviati tramite bonifici sui conti correnti personali o venivano utilizzati per contante o ancora per la sottoscrizione di buoni fruttiferi postali, per l'acquisto di oro, di beni mobili e immobili e persino in criptovalute. Le persone indagate sono 90, 17 le imprese. 7 sono i presunti componenti dell'associazione, mentre altri 83 sono accusati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e truffa aggravata. Alcuni fra i titolari delle imprese inoltre sono indagati a vario titolo per dichiarazioni fraudolente, dichiarazioni infedele, omessa dichiarazione, autoriciclaggio, riciclaggio e trasferimento fraudolento di beni. Un gol contro il bullismo a Catania, nel liceo Galilei, la presentazione della partita della solidarietà. Giusy Lazzara. Bullismo è una parola che fa paura. Dietro ci sono storie di adolescenti che si tolgono la vita o cadono in depressioni profonde. A Catania, nel liceo Galileo Galilei, la presentazione della partita della solidarietà quest'anno imperniata proprio al contrasto al bullismo. Gli studenti a confronto su un fenomeno che coinvolge sempre più giovani. Bullismo non è per forza violenza fisica, anche esclusione, bullismo psicologico, violenza psicologica. Mi è capitato di essere testimone di eventi simili, purtroppo. Il mio consiglio, quello che ho sempre dato, è: non ti preoccupare, parlane, stai con noi, includere. Alta l'attenzione anche a scuola. Ci preme tanto trasmettere valori ai ragazzi, è quello della solidarietà, ovvero quello di aiutare chi è in difficoltà, è quello di contrastare il cyberbullismo, soprattutto appunto ai compagni cyberbullizzati, è fondamentale. Incessante il lavoro della polizia postale, che interviene sempre più spesso dopo le denunce. Tanti sono i tentativi che noi facciamo anche di incontri per rivolgersi ai genitori, perché soprattutto nella fascia preadolescenziale, una fascia di età in cui ormai i bambini accedono alla rete, utilizzano i social, è estremamente importante il controllo dei genitori ed essere vigili da parte loro. Anche quest'anno la partita della solidarietà allo Stadio Massimino il 30 aprile affronta un tema di attualità. Quest'anno avremo una bellissima iniziativa, ovvero ci occuperemo di programmare una grandissima campagna di comunicazione che tende a sensibilizzare i giovani per poter contrastare questo fenomeno, quindi quello del bullismo. Fermiamoci, ancora una pausa, poi torniamo con la pagina sportiva, perché domenica il Catania va all'assalto dell'Avellino. Siamo al calcio, ritrovato entusiasmo in casa Catania, che domenica va all'assalto della capolista Avellino. Nella Catania ancora out Luperini, che dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico per il riacutizzarsi di problemi alla regione inguinale, mentre si spera di poter convocare Inglese Massimino verso il sold out. Tonino De Mana.
dalla depressione all'esaltazione. Il Catania passa da uno stato d'animo all'altro e riscopre l'entusiasmo con il Massimino verso il sold out. Biglietti della Curva Nord già polverizzati, restano a disposizione poco meno di 3.000 tagliandi. Su disposizione della prefettura di Catania non ci saranno sostenitori irpini e il settore ospiti sarà interamente occupato dai giovani delle scuole calcio che daranno un'ulteriore spinta in termini di tifo. Propellente per la squadra etnea che con 8 risultati utili consecutivi, 4 vittorie e 4 pareggi, sta risalendo la classifica, scalando posizioni su posizioni e attestandosi al quinto posto. Il segreto della rinascita rossa-azzurra sta anche nella difesa, che cresce a vista d'occhio, con i numeri che certificano la solidità del reparto arretrato. Solo 5 reti al passivo nelle ultime 8 gare. Dolce musica per le orecchie di Mimmo Toscano, che finalmente può lavorare con serenità, visto che vincere aiuta a vincere, tanto che nell'aria c'è anche una possibile riconferma sulla panchina etnea. Convinzione e autostima sono le parole d'ordine in casa rossa-azzurra, clima più disteso anche in allenamento, a testimonianza che il gruppo sta bene fisicamente e mentalmente. Contro gli irpini, al Partenio Lombardi finì 2-2, tornerà al suo posto Di Gennaro, che ha scontato un turno di squalifica e potrebbe rivedersi inglese, out a causa di un infortunio dal 16 febbraio scorso. Il rientro del bomber pugliese dovrà essere gestito anche in considerazione dell'appendice dei playoff. Di sicuro il giocatore è carico e motivato, sarà Toscano nella seduta di rifinitura prevista sabato a sciogliere le riserve. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.